Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di futsal e benvenuti alla 18ª giornata di campionato. Io sono Veronica e tra poco insieme vedremo il match che vedrà scontrarsi VIP contro Kick-Off. Questo confronto tra le due squadre sarà una sfida che già si preannuncia interessante per entrambi le formazioni. Le padrone di casa del VIP stanno attraversando un periodo complicato, bloccati in un trend negativo da cui faticano a liberarsi. La classifica si fa sempre più insidiosa e oggi hanno l'opportunità di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Dall'altra parte il kick-off femminile arriva con la consapevolezza di aver dominato il match di andata, conclusosi con un netto 8-0 il 5 novembre. Una vittoria che ha lasciato il segno, ma il futsal ci insegna che ogni partita è una storia a sé. Chi avrà la meglio oggi? Riuscirà il VIP a reagire e invertire la rotta o il kick-off confermerà la propria superiorità? E siamo pronti per dare una risposta a queste domande mentre andiamo a vedere la formazione ospite oggi a disposizione dell'allenatore Russo Riccardo e del vice allenatore Santagati Paolo Antonio. Col numero 1 Brugnoni, 3 Ghilardi, 7 Pellegri, 11 De Sousa, 12 Borges da Silva, 15 Teani, 16 Cascio, 17 Getulio, 18 Bovo, 21 Teani, 55 Donadoni, 77 Carturan. Mentre la formazione a disposizione di mister Serandrei Kim e dell'allenatore in seconda Facino Sonia, numero 1 Riccottini Giulia, 19 Carretta Giulia, 17 Kubasek Claudia Elisabeth, 5 Palermo Marta, 14 Salvador Andrea, 10 Sousa Giulia Maria, 9 Jimenez Alcaraz Vanessa, 8 Picinno Arianna, 3 Maddalena Anna, 7 Gardin Linda, 11 Troiano Jessica, 13 Bernardelle Marta. Arbitro in prima Davide Copat da Pordenone, arbitro in seconda Marco Lupo da Palermo, cronometrista Antonio Di Mundo da Molfetta. E dopo le presentazioni delle giocatrici pronte per questa 18ª giornata di calcio a 5 femminile, anche in campo è tutto pronto per iniziare il match. Giocatrici schierate con primo possesso che sarà per le ospiti. Mentre in porta per la formazione di kick-off vediamo un ex di turno, Carturan Denise, che ha fatto parte della formazione veneta, crescendo in questa squadra. Tanto vediamo come già il gioco si preannuncia molto fisico e rapido. Prima rimessa, primo possesso per le padrone di casa che oggi giocano in maglia fluorescente, mentre vediamo le All Blacks in maglia bianca. Di nuovo possesso per le padrone di casa, palla che viene allungata per Vanessa, ma arriva prima Carturan che in scivolata spara via il pallone e blocca qualsiasi intenzione dell'attacco. Ecco di nuovo Vanessa che prova a trovare la collaborazione con la compagna, senza successo, il passaggio viene intercettato e così ritorna in attacco il kick-off per qualche minuto, perché è subito pronta Maddalena a chiudere in difesa l'attacco di Brugnoni. Di nuovo prova ad avanzare la formazione di mister Russo, la palla però va oltre la linea laterale del campo. Possesso per il VIP che prova subito, dichiara immediatamente le proprie intenzioni con una veloce cuba che prova a servire un pallone in rete. Palla che corre però parallela alla porta avversaria. Appuntamento non trovato con Cuba
palla che passa ben distante dalla testa della giocatrice numero 15 del VIP, e può ritornare in attacco la formazione ospite, palla che si incastra, che rallenta il proprio viaggio nella difesa padovana. Passaggio sulla fascia laterale per Ghilardi, che trova subito, pronta, subito De Sousa, che mette la testa avanti. Prima rete per la giocatrice numero 11 del kick-off. Ottima giocata, ottima intesa tra tutto il quintetto in campo per il kick-off, che frutta subito una rete pochi minuti dall'inizio, e già le ospiti si portano avanti a una lunghezza di distanza. Cuba per un attimo non riesce a controllare bene il pallone, non c'è intesa tra Vanessa e Maddalena, che era già quest'ultima scappata in attacco. Palla che esce lateralmente, pericolosissimo ora il kick-off, che si trova in zona pericolosa, viene raddoppiata. Salvador però viene sanzionata con un fallo. Primo fallo personale per la numero 14 veneta, il primo fallo anche per la squadra. Palla che arriva a Getulio, che prova a caricare di destro, preferisce la collaborazione con la compagna. Palla pericolosa, si lotta per tenere il pallone distante dall'area, si deve muovere veloce la difesa del VIP. Palla che rallenta con Ghilardi. Veloci ora gli scambi del kick-off, che era diventato pericolosissimo. Posizioni poco corrette per effettuare la rimessa. L'arbitro in seconda richiama all'attenzione Salvador. Cronometro che torna a scorrere, parla per Vanessa, che sceglie un passaggio sulla fascia destra per la compagna polacca. Di nuovo possesso però per le ospiti, palla che non arriva precisa da Bovo, il capitano di kick-off, e quindi può il VIP tornare a condurre questa giocata. Occasione sprecata per un VIP che si era reso pericoloso, e ancora Salvador protagonista, era nella posizione giusta, non è riuscita però a servire con precisione il pallone in rete. Primo cambio per la formazione di mister Senandrei, che mette per la prima volta sul palquet questa sera Picinno. Di nuovo possesso per le ospiti, si lotta per il pallone, ne ha quasi la meglio Picinno, ma non lascia alcun centimetro all'avversaria De Sousa. Buoni passaggi in questo momento per le ospiti. Palla rubata a De Sousa, toccata da Salvador, che con la punta allontana il pallone, quindi rimessa per le All Blacks. Carica subito forte, senza indugio Ghilardi, ma aveva ben capito le intenzioni dell'avversaria, questa attenta Salvador. Ghilardi ancora si vede sottrarre il pallone dalla difesa avversaria, ed ecco che fa suo ingresso in campo anche Giulia, numero 10 del VIP, che è stata nell'amichevole tra Polonia e Marocco insieme a Cuba
una delle protagoniste della nazionale polacca che ha vinto con un 6-0 contro il Marocco, partita che ha visto realizzare una tripletta a Julia. Due giocatrici di notevole spessore che in questa prima stagione con il VIP si sono rese subito protagoniste e si sono amalgamate bene in questo gruppo veneto che, nonostante stia attraversando un momento un po' sfortunato, non demorde e continua a mostrarci ogni weekend delle partite contrassegnate dalla determinazione e dal duro lavoro. Duro lavoro che c'è stato anche questa settimana per il kick-off. In una recente intervista a Teani, Elena, la giocatrice numero 21, ha dichiarato che si aspetta dal match di oggi una partita difficile, ma che gli allenamenti determinanti della settimana le hanno sicuramente preparate al meglio per affrontare un VIP affamato di vittoria. Lancio lungo per il VIP che fa servire un buon pallone a Julia, viene però raddoppiata. Bovo, pallone di nuovo in centro per Ghilardi, si muove veloce la palla che torna di nuovo da Getulio. Stava per diventare pericoloso il kick-off con Getulio in area, ma Piccinno allontana velocemente la palla. Pericoloso di nuovo il VIP che si prende una strigliata di orecchie dal capitano Jessica Troiano, entrata da pochi minuti nel parquet, che chiede alle proprie compagne un po' più di attenzione e un po' più di partecipazione, anche se ora cerca di capirsi con l'arbitro in seconda, che fino ad ora si è reso protagonista di numerosi richiami. Torniamo con gli occhi sul giocato, palla che è messa inattiva da Pellegri. Rimessa di Giulia per la compagna, che trova subito un passaggio veloce per Bernardelle, allunga un po' troppo però il pallone prima che arrivi Giulia, e così il VIP può solo che riposizionarsi in difesa. Piccinno ricorre il pallone, riesce ad arrivare però prima Pellegri, e quindi di nuovo attacco per le ospiti. Getulio prova a superare la difesa di Piccinno, che perde l'equilibrio ma ferma con la propria scivolata l'avanzata avversaria, permettendo alle proprie compagne di tornare in posizione. Continua il kick-off a calciare forte il pallone, a cercare una nuova rete, mentre cerca di avvicinarsi la zona di attacco. Giulia era marcata, ma altrettanto giusta era la posizione dell'ex di turno Carturan, che si era già messa nella traiettoria del pallone. Rincorrono il pallone sia Bovo che Giulia. L'ultimo tocco è stato delle padrone di casa, quindi l'attacco è di nuovo ricondotto dalle ospiti, con Bovo che sbaglia il passaggio, pallone che si incastra nei piedi del VIP, non c'è intesa però tra Troiano e Bernardelle, il pallone finisce oltre la linea laterale. Un po' frettolosa, un po' imprecisa in questo momento la formazione di mister Serandrei, che cerca rapide soluzioni.
rimessa ancora per le ospiti. L'ultimo tocco secondo l'arbitro in prima, Davide Copat, è delle padrone di casa, viene raddoppiata De Souza. Perfetto l'intervento del VIP che collabora. Rimessa di Ghilardi, trova subito pronto il taglio di Pellegri. Prova di nuovo caricando di destro Pellegri, palla che fa un po' il flipper tra il palo e le mani di Riccottini. Rinvio del portiere veneto. Ed ecco che la palla torna da Vanessa, che prova il calcio lungo per Bernardelle, colpo di testa però di Pellegri, la palla finisce sul pubblico, veloce, immediata la rimessa del VIP, che torna con un passaggio bello, giocata tra Cuba e Salvador, che prova a superare la difesa avversaria, che in scivolata però ferma l'avanzata veneta. Di nuovo in difesa la squadra lombarda, che ferma di nuovo. Ottima collaborazione per la difesa di kick-off, che costringe il VIP ad allontanarsi, ad allargare il gioco nella speranza magari di trovare delle spiragli nella difesa della formazione di mister Russo. Palla un po' lenta, anche se la traiettoria era quella giusta. Palla che viene calciata via da Carturan, che blocca una possibile avanzata veneta. VIP che deve riuscire a concretizzare questi attacchi. Soddisfazioni che sono necessarie per questa squadra, che da molti mesi sta lavorando senza vedere grandi frutti nei weekend delle proprie fatiche. Nel frattempo è stato chiesto un minuto di sospensione dalla squadra ospite, che utilizzerà probabilmente questi 60 secondi per cercare di costruire un gioco in attacco. Siamo quasi a metà del primo tempo. Sempre alle 16 è anche iniziato il match tra Bitonto Calcio a 5 femminile e l'Audace Verona, che al momento vede condurre il Bitonto per un 2-0, mentre alle 18 sempre sul canale della divisione potrete seguire il match tra il Tiki Taka Planet e l'Osaka Falconara, partite da non perdere, che saranno all'insegna di un futsal emozionante. Ed eccoci pronti qui a San Martino di Lupari per tornare a giocare. Rimessa che deve essere nuovamente effettuata, dal momento che l'arbitro non aveva dato il via con il fischio. Ora è tutto regolare, si può tornare a giocare. Possesso delle All Blacks, con Bovo che preferisce mettere la palla nelle sapienti mani di Carturan, che ha militato nella formazione veneta, offrendo grande spettacolo a tutti i sostenitori e i tifosi del VIP. VIP che oggi si trova in una zona all'interno della classifica di playoff, con un punto solo in più dell'Atletico Foligno, mentre Kick-Off che si trova quarta, anche se a pari punti, con il Falconara. Quindi due squadre in due posizioni ben distanti della classifica che viene condotta dal Pescara, dal femminile Pescara Futsal, e chiude la classifica
il Royal Team Lamezia. Rimessa intanto sempre per il kick-off, che vede togliersi il sogno di una rete dall'ottima parata di Ricottini, che a due mani allontana qualsiasi possibilità, qualsiasi sogno del kick-off. Applausi nel frattempo per la formazione veneta. Vediamo il replay della ottima decisione, dell'ottimo calcio eseguito da Salvador, che però non trova la soddisfazione personale. È sulla strada giusta in questo momento il VIP, deve perseguire nella propria intento, deve continuare ad avvicinarsi alla porta avversaria, riceverà sicuramente le soddisfazioni che merita. Intanto vediamo Vanessa che trova il passaggio per Cuba, lunga Cuba per Vanessa, lunga un po' troppo, si lotta per il pallone, ne ha la meglio per un attimo il kick-off. C'è un fallo, primo fallo personale per De Souza ai danni della numero 3 Maddalena, che si rialza dopo una interessante caduta. 1-1 sono anche i falli sul tabellone quando si entra nel metà del primo tempo. Intanto gli occhi possono andare tutti su Vanessa, il vice capitano. Importante occasione per il VIP, palla che torna da Salvador. Vanessa rimette la palla al sicuro dal portiere, che lancia lungo, non trova la collaborazione come immaginato. Infatti mister Serandrei consiglia alla propria giocatrice di rallentare e di lanciarla un po' più bassa. Di nuovo rimessa per il VIP, palla un po' troppo lunga che finisce precisa nelle mani del portiere milanese. Palla nuovo lunga per Salvador, che deve fuggire al pressing difensivo di Getulio, perciò palla per Vanessa, tocco rapido e veloce quello di Maddalena, che però non arriva a Giulia. Scambi veloci, quelli che vediamo ora in campo, con una Cuba un po' imprecisa che non riesce a recapitare bene il pallone. Salvador riceve un buon passaggio da Vanessa, con cui rigioca sperando di trovare una collaborazione. La palla però arriva un po' troppo lunga per la numero 14 veneta, che quindi ritorna in difesa con le proprie compagne. Si prende la responsabilità di un tiro Getulio, forte e precisa. Aveva indovinato la traiettoria per la porta. La strada era stata indicata con precisione al pallone, ma Ricottini para una possibilità di rete. Pericoloso ancora! Kick off è ancora magistrale. Ricottini che difende. Calcio d'angolo per kick off. Decisa Pellegri, che però trova la difesa avversaria. Di nuovo carica la numero 7 Ospite. Attacco che non frutta per il kick off, ma un'altra occasione per il VIP di tornare in attacco. L'ultimo tocco è delle Ospiti, ma viene chiamato un minuto di sospensione dal mister della formazione di casa. Serandrei utilizzerà questo tempo probabilmente per cercare di costruire un gioco, per rendere un po' più proficue, un po' più concretizzanti queste azioni, perché la propria formazione sta lavorando bene, sta giocando in modo coeso, ma non riesce a mettere una buona palla in rete. Ricordiamo comunque che quello che si trova davanti in questo momento il VIP è un importante avversario, una squadra ben costruita e ben coesa, che lavora sempre
al massimo. Una squadra che si trova nella posizione opposta in questo momento della classifica, quindi anche carica il kick-off di una serie di buone emozioni e buone positività. Ma nel frattempo la sirena ha suonato, quindi si è pronti per tornare a giocare. Rimessa per il VIP con Vanessa che lancia a lungo per Giulia, colpo di testa, trova Troiano che calcia bene, un po' troppo morbida la palla, che viene fermata da Carturan. Minuto che aveva costruito, il minuto richiesto dal mister, che aveva costruito una buona giocata per il VIP, ed ecco una Vanessa che sottrae un ottimo pallone al kick-off. Giulia non riesce a tenere in vita la giocata creata dalla compagna. Di nuovo attacco ospite, palla per Picinno, scusate, per Ricottini, che serve per Vanessa. Ultimo tocco chiaro e lampante, quello del VIP, perciò la rimessa è del kick-off. Carica bene, preciso il numero 3 Ghilardi, palla che ormai era già stata vista in porta da tutti i sostenitori della formazione milanese, che però sogni che vengono fermati da una buona e presente Ricottini. Pericoloso ancora Getulio, che si è presa molte responsabilità, molte iniziative di tiro. Bovo in fascia centrale, accelera, prova ad eludere la difesa, è imprecisa nel servire il pallone a Pellegri, e così un buon cadeau per il VIP, che torna a condurre il gioco. Giulia per il capitano, che trova Vanessa con un po' di imprecisione, troppa forza nel passaggio di Troiano. Pellegri supera Troiano, si riprende il pallone, pericolosa, prova a calciare, c'è però Ricottini. Ottimo l'intervento del portiere veneto, ancora una volta impedisce reti facili all'attacco avversario. Anche Vanessa prova a smuovere un po' la situazione, carica di destro da una posizione ben distante al centro del campo, ma alla palla è pronta per un calcio d'angolo, nuovo per Vanessa, trova Giulia, palla che però viene fermata da Pellegri. Arrivano contemporaneamente le due giocatrici, l'ultimo tocco è del VIP, anche se non è d'accordo Giulia né tantomeno il pubblico qui presente oggi al palazzetto di San Martino di Lupari. Lancio lungo di Carturan, che spera di trovare la compagna Bovo, ma invece è un'occasione per il VIP di tornare in attacco. Deve lottare Giulia per il pallone, un pressing offensivo del capitano notevole. Chiede il fallo, ma secondo l'arbitro in seconda, secondo il signor Lupo, non c'è nulla di regolare. Pericoloso il kick-off, gli esce in scivolata Ricottini, che ferma Bovo, lasciata scoperta dalla difesa. Vanessa rallenta il gioco, sceglie la collaborazione con Troiano. Troiano si allunga il pallone, ma la sua corsa viene arrestata da Getulio, ed ecco che di nuovo Getulio
supera Troiano, si avvicina pericolosa in area. Applausi ancora per il portiere veneto che aveva individuato la traiettoria di Getulio. Bovo per Pellegrini, nuovo passaggio laterale per Ghilardi. Si muove bene la formazione di mister Russo, anche se perde il pallone sulla linea laterale, ed è Vanessa che serve per Piccino, ritornata da poco in campo. Palla per Troiano che non riesce a servire il pallone. Riceve una sanzione da cartellino giallo, nel segno del fair play va a rialzare Pellegrini. L'aveva trattenuta in malo modo, infatti non si lamenta della sanzione arbitrale. Dopo aver fatto sistemare le giocatrici in campo, tutto è pronto. Deve prestare la massima attenzione in questo momento alla difesa del VIP, che non deve prendere una rete. Passaggio laterale per il kick-off che sbaglia di qualche centimetro. Bovo non riesce a servire la palla in rete. Opportunità sfiorata, un gol già immaginato per il kick-off, che ha trovato però un po' di difficoltà con la difesa veneta. Ci riprova infatti Ghilardi. Bernardelle accelera sulla fascia destra, calcia, perfetto il suo calcio, ma altrettanto perfetto era la posizione di Carturan, che non lascia passare nulla nella propria porta. Ex di turno che conosce molte delle sue attuali avversarie, compagne di squadra per numerose partite. Attacco del ospite con Pellegrini che si vede sottrarre il pallone da Vanessa. Palla rimessa in sicurezza da Riccottini. Maddalena per Vanessa che prova a costruire un gioco con Salvador senza successo. Rimessa di Pellegrini che trova pronta Bovo, che calcia troppo alto. Palla che non colpisce nulla se non il muro del palazzetto. E quindi quando mancano meno di 5 minuti può tornare in attacco il VIP. Cerca di superare Salvador la difesa avversaria finché sceglie il passaggio per Piccino. Rimessa laterale per il VIP, ancora Salvador, passa un buon pallone in centro per Maddalena. Vanessa carica di destro, c'era il pallone, ma non è riuscita a trovare la soddisfazione personale, vista Carturan non trova una rete neanche Pellegrini. Botta e risposta quello che vediamo ora in campo. Nulla di irregolare, anche se resta a terra per qualche secondo Pellegrini. Ora il gioco sembra farsi un po' più fisico. L'intervento degli arbitri deve essere determinante, deve essere importante, deve essere preciso in questo momento, quando la partita sta alzando l'intensità e la fisicità. Salvador sottrae un pallone, c'è Piccino che aiuta la compagna, ma è più veloce la formazione ospite, che ritorna in attacco con Ghilardi. Maddalena per Salvador in centro, che serve per Vanessa sulla fascia sinistra. Calcia con troppa delicatezza e trova Ghilardi che ferma l'avanzata veneta. Corner di Vanessa che incita le proprie compagne, ma la palla finisce contro il palo della porta.
Veloci cambi quelli in campo ora per entrambe le formazioni, che vedono dare riposo alle giocatrici in modo che chi è in campo dia il massimo in attenzione e atleticità. Vanessa recupera un buon pallone, ma viene fermata da De Souza. L'ultimo tocco è proprio della numero 11 del kick-off, quindi rimessa per il Veneto. Vanessa trova Cuba che carica di destro, palla che rimbalza fuori, torna nei piedi di Salvador. Momenti importanti e dinamici quelli che interessano ora il VIP. Non c'è precisione nel passaggio di Cuba per Maddalena. Costruisce bene in questo momento il VIP, si crea buone occasioni, manca solo concretizzare, vedere qualche fatica essere premiata. Nel frattempo Vanessa avanza lentamente per posizionare le compagne. Cuba finge di superare Ghilardi, passaggio alto e profondo quello di Vanessa, non riesce Cuba e quindi ritorna in difesa. Vanessa rincorre senza riuscire a fermare il pallone che viene rinviato dall'ex di turno. Maddalena riesce a tenere vivo il pallone. Altra occasione per il VIP di avanzare, di avvicinarsi alla porta avversaria. Viene fatta riposizionare Ghilardi che non si era messa bene in difesa. L'arbitro in prima sanziona l'allenatore in seconda del VIP Faccino Sonia, poiché si era alzata per denunciare una posizione errata di Ghilardi. Ora però si torna con gli occhi sul parquet per questo ultimo minuto e 45 secondi a disposizione di un VIP che vuole andare alla pausa almeno a parità con il kick-off per cambiare quel risultato che nella giornata di andata le aveva viste uscire sconfitte in trasferta per un 8-0. Salvador, rimessa veloce che però si incastra in Bovo. Cuba tiene vivo il pallone, sfugge al pressing difensivo, prova a trovare una rete senza successo, è troppo morbido il suo calcio, ma riesce a riprendere il controllo dell'azione il VIP. Palla per Salvador che di tacco prova a servire a Giulia, ora deve il VIP rincorrere l'attacco avversario con in punta una Pellegri intenzionata a mettere la palla in rete, riesce però a essere bloccata da Cuba che chiede un cambio rapido. Al suo posto c'è Vanessa. Ricottini per Giulia che serve a Salvador sulla fascia sinistra, di nuovo in dai e vai, palla profonda per Vanessa che però non riesce a mantenere il possesso ed ecco Ghilardi che prova a servire la palla a Pellegri. Maddalena fa sentire la propria posizione, la propria difesa e quindi l'ultimo tocco che fa uscire il pallone delle ospiti. Poco più di 30 secondi sul tabellone per il VIP che non riesce a concretizzare. Velocissima Salvador che prova, il VIP ancora non riesce a trovare la soddisfazione personale.
si vede sfumare davanti un'altra occasione di rete. Ghilardi contro Vanessa, perde il pallone, Salvador raddoppiata, accelera, carica di destro, di sinistro scusate, ma non avrebbe trovato la rete, anche se comunque Carturan allontana il pallone. Un pallone che va oltre, va sugli spalti, non è riuscita la giocata pensata da Maddalena. E finisce così il primo tempo tra VIP e Kickoff, che vede le ospiti condurre. Ora il mister Serandrei, seguito dalla propria formazione, dovrà costruire in spogliatoio una giocata che possa fruttare qualche rete per cercare di non, o almeno cercare di non avanzare, di non aumentare il divario con le avversarie. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa e ci rivediamo qui per il secondo tempo di questa 18ª giornata di futsal femminile.
Si riparte per il secondo tempo con le padrone di casa chiamate alla rimonta. Dopo una prima frazione combattuta, il kick-off è riuscito a trovare il vantaggio, ma il VIP ha dimostrato di poter creare pericoli. Vediamo ora se riusciranno a cambiare marcia in questa ripresa. Ed ecco il fischio arbitrale che dà inizio a questo secondo tempo, dove serve più incisività in una fase offensiva per provare per il VIP a ribaltare l'1-0 del primo tempo. Siamo certe che dopo questa sospensione, dopo questa pausa tra il primo e il secondo tempo, le padrone di casa riusciranno a reagire, ed è proprio Maddalena ad allontanare l'ultimo pallone. Si allunga un po' troppo la palla De Souza. E di nuovo attacco del VIP con Vanessa che preferisce il passaggio laterale per Salvador. Buoni e fitti passaggi quelli del VIP. Buon controllo di palla della formazione veneta. Il ritmo del gioco ora non è così veloce come il ritmo che ha contraddistinto gli ultimi minuti del primo tempo. Si usa bene lo spazio in questo momento, si controlla la palla e si cerca una visione di gioco più precisa. Visto che il primo tempo si era concluso con almeno 5 minuti concitati, con forti pressing difensivi e contatti fisici importanti. Passaggi rasoterra effettuati dal VIP sono davvero pochissimi, preferisce un passaggio un po' più lungo, un po' più alto il mister Veneto per mantenere il possesso e per cercare di concretizzare qualche azione. Ghilardi supera Salvador con un passaggio che arriva da De Souza, ma ne ha meglio il VIP per qualche secondo. Cuba riesce a prendere il controllo dell'azione di attacco, perfetta la scivolata di Salvador che ferma quella che sembrava diventare sempre più un attacco pericoloso delle milanesi. Fondamentale ora per il VIP in difesa marcare stretto, intercettare e applicare un pressing alto, così da impedire al kick-off di allungare la distanza, il distacco dal proprio risultato. Salvador per Cuba. Fitti passaggi per Cuba che di testa colpisce di nuovo per Vanessa che segna la prima rete. 1-1. Gioisce il VIP. Anche in panchina gli applausi sono scroscianti. Pubblico che spinge la squadra, che ha tanta voglia di riscatto. Rivediamo la giocata. Di nuovo attacco per il VIP che dura poco, commette un fallo Salvador, è il secondo personale ed è in questo secondo periodo il primo per la formazione. Getulio avanza, supera la metà campo. Palla dall'ex di turno che serve per Getulio. Prova a superare la difesa avversaria. Passaggio all'indietro per il capitano del kick-off che si trova a dover
prendere una decisione raddoppiata in difesa. Dal punto di vista tattico è decisamente cambiato qualcosa in questa ripresa per il VIP. Ha rimediato in modo magistrale allo svantaggio del kick-off dal suo canto. Sta cercando di non compiere giocate affrettate, ma di costruire delle buone azioni. Giulia rimette la palla in gioco, il cronometro così può tornare a scorrere. Ancora possesso per il VIP con Salvador che mette la palla in sicurezza da Vanessa. Non riesce Giulia a recapitare il pallone. Sono fondamentali i movimenti senza palla per creare una superiorità numerica per il VIP che deve avvicinarsi alla porta grazie a tagli e inserimenti che devono cogliere di sorpresa la precisa difesa milanese. Maddalena rincorre il pallone senza riuscire a fermarlo, quindi ritorna in difesa il VIP. Cambi di possesso veloci, quelli che vediamo ora in campo. Un attacco che continua a studiare la formazione avversaria. Troiano in 1 contro 2, vede Maddalena libera che però viene fermata da un taglio avversario. De Souza subisce però un contatto che le provoca dolore. Sembra aver ricevuto un colpo sulla schiena, ma la giocatrice si rialza un po' scricchiolante, ma nulla che le impedisca di continuare il match. Fischio arbitrale che dà avvio al tempo con Ghilardi che allunga un po' troppo il pallone, che finisce da Ricottini che rinvia sulla banda per sfruttare i laterali in modo da cercare il VIP di allargare la difesa avversaria e crearsi delle nuove opportunità. E come un'opportunità se la prova a creare Pellegri che calcia dalla fascia sinistra, colpisce la direzione del pallone un po' troppo alto, infatti il mister Russo la richiama alla precisione. Difesa chiusa e forte, un pressing che cerca di recuperare subito la palla, ancora nella metà campo. Carturan esce dalla propria zona per calciare via ogni pensiero di avvicinarsi, di attacco del VIP che deve riposizionarsi con ritornare in attacco con una rimessa praticamente dal fondo campo opposto. Pallone che non arriva preciso da Giulia, ma riesce a riprendere il possesso il VIP con Troiano che serve bene per Giulia, non è altrettanto precisa la polacca. Troiano un po' troppo delicata nel direzionare il pallone. Colpo di testa di De Souza che fa uscire il pallone lateralmente. La rimessa è per il VIP, mentre il quintetto di mister Russo rivede tornare protagonista Bovo, il capitano che aveva
che faceva parte del quintetto iniziale scelto dal mister. E di nuovo Bovo accelera, supera Vanessa, ma interviene Giulia a fermare l'avanzata avversaria. Una squadra che si è riorganizzata rapidamente per evitare una ripartenza avversaria pericolosa, quella che ha visto che ha interessato il VIP. Ancora però il possesso è del kick-off con Pellegri che serve per Getulio. Ghiraldi sbaglia a servire il pallone, approfitta Troiano che però riceve la rimessa, può compiere la rimessa dopo l'ultimo tocco di Bovo. Impreciso il passaggio del VIP che si riposiziona in difesa per marcare a uomo. Pubblico che continua a sostenere dal vivo le padovane. Per Bernardelle ora protagonista con un pallone che deve cercare di cui deve mantenere il possesso. Ghirardi è raddoppiata in difesa, si stava avvicinando velocemente alla porta avversaria, aveva una forza esplosiva che la faceva avvicinare molto alla porta avversaria. Sempre lei carica di sinistro ma lancia la palla un po' troppo alta rispetto alla porta avversaria. Giocate intense che stanno richiedendo frequenti scatti e cambi di direzione, una resistenza e una velocità che non devono abbandonare le due formazioni che stanno offrendo un grande spettacolo di futsal. Cuba ora incastra il pallone tra le gambe di Ghilardi. Di nuovo rimessa per il VIP. Cuba, buoni passaggi che però vengono intercettati dalla difesa avversaria. Troiano era arrivata in tempo per il pallone, ma allo stesso minuto è giunto anche Carturan che ha fermato l'attacco padovano. Ed ecco di nuovo la rimessa per le milanesi con Bovo che serve per Ghilardi. Di nuovo sulle fasce laterale Pellegri. Pallone, ma c'è un fallo per il kick-off. La rimessa sarà del VIP e se ne adopererà Giulia. Ancora velocissima Giulia, finisce sulla fascia sinistra, viene però fisicamente bloccata da una altrettanto rapida Getulio. Di nuovo Getulio, lancio lungo per Ghilardi che vede dalla parte opposta del campo Bovo, entra in zona pericolosa il capitano Lombardo. Ottima la parata del portiere veneto che impedisce al kick-off di trovare una rete facile. Ed ecco che può tornare in attacco il VIP con una Cuba che supera un primo avversario, non riesce ad avere successo con la seconda posizione difensiva di Ghilardi. Movimenti rapidi e precisi in questo momento in campo per entrambe le formazioni. C'è agilità da parte di tutte le ragazze. Possesso che dura davvero poco per il kick-off con De Souza che pensava in un taglio della compagna, non riesce però ad essere compresa da
Getulio, quindi le All Blacks ritornano in difesa. Attacco per il VIP che segna e mette il naso avanti, rete per Salvador Andreia. VIP 2, kickoff 1 in una match che ci sta regalando continuamente grandi emozioni. Ci godiamo di nuovo la giocata di come la numero 14 Salvador Andreia ha servito il pallone in un punto che non è stato coperto dal portiere Carturan. La voglia di riscatto del VIP dal ritorno dagli spogliatoi è stata grande e da subito dichiarata. Ora quel gol da recuperare è diventato anche un gol di vantaggio, non deve abbassare la guardia la formazione di Mr. Kim, perché ci sono ancora 11 minuti e 48 sul tabellone da giocare, quindi più di metà secondo tempo, molti minuti a disposizione anche del kick-off, che abbiamo visto essere una squadra paziente che costruisce passaggio dopo passaggio azioni importanti. Ecco in attacco di nuovo il VIP con Vanessa che trova Cuba sulla fascia sinistra. Pensava probabilmente la mente più veloce di quanto i piedi riuscissero a realizzare, quindi perde il pallone a qualche centimetro dalla fascia, dalla linea laterale, quindi cadeau per il kick-off che torna in attacco con Souza che trova pronta Ghilardi. Getulio non riesce a mantenere il pallone vivo, rimessa laterale per il VIP. Maddalena di nuovo pericolosa, ma non riesce a concretizzare nulla perché una decisa Carturan allontana il pallone calciandolo fuori dal campo. Corner per il VIP di cui se ne occupa Vanessa, la palla rimbalza su Pellegri. Di nuovo azione ripetuta, palla che arriva in alto da Maddalena, di nuovo rimessa per il VIP secondo il signor Lupo da Palermo. Vanessa in punta, smista bene il pallone, trova buoni passaggi tra tutte le compagne che si muovono. Giulia però viene stoppata nel tentativo di stoppata da parte di Carturan. Palla si incastra nella porta avversaria, occasione ancora sfumata per il VIP che continua a essere affamato di reti. Scambi rapidi tra le giocatrici della formazione veneta. Ritorna in attacco kick-off, ma interviene Maddalena che calcia fuori il pallone, anche se l'ultimo tocco è di Pellegri, quindi la rimessa è delle venete che stanno offrendo una gestione del pallone pulita e attenta. Cercano di far girare la sfera per trovare spazi nella difesa avversaria, avvicinarsi più possibile alla porta avversaria. È Maddalena che rimette la palla in campo in questa rimessa sulla fascia destra, sulla linea destra. Picinno però non riesce a mantenere la palla attiva. Pochi centimetri di distanza
Il signor Copat fischia e dà la rimessa a kick-off di cui se ne occuperà Getulio. Lascia senza possibilità di commento il tiro di Ghilardi, da quanto veloce e rapido è stato. Era arrivato nelle mani precisi del portiere veneto, ma Ricottini riesce a parare, probabilmente ricevendo un colpo anche in faccia da questa sfera veloce che le si è presentata davanti, ma riesce nell'intento di difendere la porta. La difesa veneta si compatta bene, sta respingendo ogni tentativo delle avversarie di avvicinarsi alla porta. Vediamo anche Ghilardi che di nuovo si prende la responsabilità di un tiro, riceve anche gli applausi di mister Russo che sostiene l'iniziativa della propria giocatrice. Non c'è stata una grande visione di gioco, il passaggio è stato un po' imperfetto e questo ha permesso al kick-off di riprendere il controllo dell'azione. La palla è finita a una notevole distanza dal campo e questo segna, dimostra quanta forza ci stanno mettendo le giocatrici in campo. Forte anche il tiro scelto da De Souza, che però trova solo la difesa avversaria. Il pallone gira a notevole distanza dal palo. Il padrone di casa di nuovo in difesa, corner di kick-off, palla che viene servita a Ghilardi, pericolosa ancora. Fiato ancora sospeso per il pubblico qui presente al palazzetto, che vedono Ghilardi superare il capitano troiano, prova a trovare una fascia libera e passaggio all'indietro per la compagna. Ed è proprio Pellegri che mantiene attiva l'attenzione del VIP. Rivediamo la giocata, la collaborazione tra la numero 17 e la numero 7 del kick-off, che erano pronte a sfruttare un'occasione ottima. Di nuovo possesso per il kick-off. Pallone che continua ad avvicinarsi pericolosamente alla porta avversaria. Un VIP che deve rimanere con una difesa chiusa e pressante a uomo, in modo da non concedere facili giocate a un kick-off che diventa sempre più pericoloso, che costruisce e mantiene attiva costantemente l'attenzione della difesa veneta. Pallone servito a De Souza, interviene Vanessa, palla che rimbalza sul petto di Troiano, colpo di testa di Pellegri, palla che doveva essere per Cuba, non era stato proprio indirizzato con precisione quel passaggio. Padrone di casa che stanno magistralmente cercando di interrompere la serie negativa, che stanno lottando con scambi rapidi e ottimi possessi di palla, stanno cercando di migliorare sicuramente quella profondità che è mancata nei match precedenti. Ed è proprio Vanessa che fa impensierire la difesa avversaria, calciando, prendendosi, vediamo infatti in questo replay, la responsabilità di un tiro, ma la palla corre vicino alla porta avversaria senza trovare la soddisfazione personale. Sarebbe una doppietta per Vanessa, ma ci sono ancora più 8 minuti a disposizione di questo secondo tempo, mentre l'attacco è per le ospiti, con Pellegri che non riesce a ricevere il passaggio di Ghilardi. Era Troiano ad aver intercettato quel pallone, ma ha commesso fallo. Palla decisamente troppo lunga che non arriva
come sperato in una collaborazione per il kick-off, ma è una occasione da non sprecare per il VIP. Rinvio del portiere che viene salvato da una sapiente Troiano. Vediamo un kick-off impegnato in un pressing alto. La squadra di Mister Russo sta cercando di recuperare subito il pallone per ripartire velocemente. Come altrettanto veloce è la giocata tra Troiano e Giulia, però imprecisa e non trova nulla. Troiano recupera un buon pallone che le viene sporcato da Ghilardi, che con la punta del piede devia il tentativo di rete di Troiano. Corner diretto a Vanessa. Giulia cerca di mantenere la palla viva, anche se De Sousa è decisa a far sentire la propria posizione in difesa ed le blocca ogni intenzione, ogni tentativo di Giulia. Ancora una volta la numero 10 del VIP carica bene la palla, però fa un flipper tra il palo e il muro, non trova il gol. Mani nei capelli per l'azione giocata dal capitano veneto. Azione che potrebbe fruttare una rete, non riesce, però il VIP in scivolata. Carturan allontana qualsiasi sogno del VIP, che aveva già visto il pallone entrare. Sarebbe stata una magnifica conclusione. Non c'è stato niente da fare per il VIP, che si è trovato davanti un portiere di un certo spessore e che il VIP ben conosce e che ha visto crescere partita dopo partita nelle stagioni passate all'interno della propria formazione. E ora di nuovo kick-off in possesso di pallone. Muove bene la difesa, ora il kick-off che cerca di crearsi, di costruire passaggio dopo passaggio una facile penetrazione, ma non è così scontato per il kick-off, perché trova una ottima chiusura difensiva. La squadra padrona di casa sta cercando di recuperare buoni palloni per ripartire dall'altra parte velocemente. C'era in questa azione quasi riuscita ed ecco che Troiano sottrae un ottimo pallone. Ancora un'occasione sfumata per il capitano veneto. Troiano non trova la soddisfazione personale. Pubblico che continua ad applaudire le proprie ragazze, che non stanno mollando un centimetro, stanno continuamente mantenendo forza e intensità. Si deve fermare, però Troiano cade a terra dopo un colpo probabilmente forte avuto con Bovo. Chiede l'arbitro l'intervento dello staff medico per assicurarsi che non sia nulla di grave. Fortunatamente il capitano lombardo si rialza. La botta sembra non essere stata così forte, mentre dolorante resta a terra il capitano veneto. Cogliamo l'occasione per dare uno sguardo al match tra il Bitonto Calcio a 5 e l'Audace Verona, che si è già concluso con un Bitonto che vince in casa propria con un 8-0, mentre tra poco più di 30 minuti inizierà, sempre qui sul nostro canale, Tiki Taka Planet contro Osaka. Un match anche quello tutto da seguire, mentre per chi vuole continuare a tifare la propria formazione, domenica 23 febbraio il VIP sarà in trasferta contro Royal Team Lamezia alle 18. Il kick-off giocherà invece in casa, sempre domenica 23 febbraio alle ore 15 contro il Tiki Taka Planet.
E torniamo con gli occhi sul parquet perché il VIP si era trovato in un'azione di attacco in sottonumero, aveva comunque provato Cuba a mettere la palla in rete, palla che finisce completamente dalla parte opposta, giocate intense che si stanno contraddistinguendo per frequenti scatti e cambi di direzione, caratteristica essenziale del calcio a 5. Nel frattempo c'è un fallo commesso da Ghilardi, Greta. Rimessa per il VIP. Calcio lungo e rasoterra, quello di Vanessa per Cuba. Si riapre l'azione con buoni scambi di palla per il VIP. L'ultimo tocco è di nuovo, la rimessa è di nuovo del VIP perché l'ultimo tocco è di Souza, anche se la giocatrice resta un po' stupefatta dalla decisione arbitrale. Controllo di petto da parte di De Souza del pallone che corre sulla fascia sinistra, azione che poteva fruttare qualcosa di buono, ancora pericoloso il kick-off con Ghilardi che si prende responsabilità di un tiro, ma è Cuba che ferma il tutto. Rinvio di Carturan, si lotta per il pallone, ne ha la meglio in questo momento Salvador ed è proprio di nuovo la rimessa per il VIP grazie alla intensità che in questo momento sta mettendo il VIP in campo. 5 minuti ancora sul cronometro, tempo che continua a scorrere veloce, VIP che deve mantenere altissima la concentrazione, la dinamicità in questo match. Nel frattempo viene richiesto 1 minuto di sospensione dal mister del kick-off. L'allenatore russo cercherà in questi 60 secondi di costruire un gioco che possa portare almeno al pareggio. Il VIP però non deve perdere il ritmo, la buona intensità che ha acquisito al ritorno dagli spogliatoi, perché ha bisogno di mantenersi attiva, ha bisogno di mantenere questo livello di presenza in campo. Sono scambi di fronte velocissimi, transizioni perfette che stanno regalando al pubblico qui presente e a voi connessi da remoto che giocate, che regalano grande spettacolo, una degli ingredienti fondamentali di questo bellissimo sport. Ed ecco che si può tornare sul parquet. Fischio arbitrale che dà inizio al gioco con in questi ultimi 4 minuti e 40 secondi vediamo un cambio di scelta tattica da parte del mister milanese che sceglie di utilizzare il portiere di movimento, un power play, una strategia offensiva per recuperare questo svantaggio. Inserisce un quinto giocatore di movimento al posto del portiere. Ancora più pericolosa la formazione ospite ed è Bovo che è un power play in questo momento. Ancora controllo del pallone da parte delle ospiti che diventano pericolosissime. Una zona d'attacco, allontana il pallone Bernardelle che prova a rincorrere ma capisce che è meglio riposizionarsi in difesa. Rapido il passaggio di Getulio, non è preciso però ad essere capitato a Souza.
lancio lungo, quello di Vanessa, che non si è ben intesa con Troiano. Le due cercano di chiarirsi con una certa vivacità in campo. Sono minuti quelli che stanno vivendo in campo le ragazze, dall'alto anche coefficiente emozionale, quindi c'è da capire l'intensità che stanno vivendo psicologicamente. Ci prova con insistenza il kick-off, manca un tocco decisivo per concretizzare. Palla che finisce da Souza, che prova a superare Bernardelle, preferisce il passaggio indietro per Borges, che ha fatto il suo ingresso in questo momento in campo. Pericoloso il tiro di Ghilardi, ricorre dalla parte opposta, veloce in contropiede, non riesce a concretizzare Troiano. Aveva accelerato notevolmente il capitano veneto. Giulia per Bernardelle, si gioca in un 2 contro 2, viene raddoppiata la numero 13 della formazione padrona di casa, De Souza. Souza va dalla parte opposta, ma decide di rallentare l'azione di attacco, permettendo alle compagne di schierarsi e di posizionarsi per costruire il gioco indicato dall'allenatore. Pericoloso di giocata che non si concretizza in una rete, quella giocata da Borges in questo momento. Bellissimo lo scambio di palla intenso che è avvenuto tra tutte le giocatrici del kick-off, ma altrettanta bella è stata la posizione difensiva. Le padrone di casa si erano chiuse bene, stavano concedendo pochissimo spazio. Rivediamo Troiano ora in rimessa. Vanessa per Giulia. Vanessa arretra, cerca il lancio lungo e profondo per il capitano, ma l'ultimo tocco è di Pellegri. Altro time out, altro minuto di sospensione, quando sul cronometro si segnano 2 minuti e 06 da giocare. Un match degno di grandi emozioni, palla che danza pericolosamente in area, a conclusioni che vengono deviate, insomma tantissimi ingredienti che continuano a stupirci in questi ultimi minuti della 18ª giornata di futsal femminile, ultimi minuti di passione dove la tensione è alle stelle. Ed eccoci che intanto viene suonata la sirena per far tornare in campo le giocatrici. Ci si gioca molto in questi ultimi istanti, ogni pallone può essere decisivo. Ed eccole ritornare in campo, 2 quintetti già schierati. È il momento di dare tutto sia per il VIP che il kick-off. Assalto finale in questi ultimi 2 minuti e 06. Viene commesso un fallo dalla numero 12. Borges De Silva Bruna commette il secondo fallo di squadra, il primo personale, che viene sanzionato dall'arbitro in prima con un cartellino giallo. È il secondo per la formazione ospite, il primo era stato assegnato a Ghilardi. Occhi puntati ora su Vanessa, mentre gli arbitri fanno posizionare le giocatrici correttamente.
Pericolosissima Vanessa che deve concretizzare in collaborazione con le compagne, palla che si incastra sulla posizione di Pellegri. L'ultimo tocco è del VIP, kick-off che torna in attacco con il portiere di movimento. Ottimo passaggio quello del capitano che trova pericolosissima Cuba, si era aperto davanti a lei uno spiraglio. Colpisce in un buon momento il VIP, non trova però la soddisfazione personale la polacca in maglia 15. Azione rapidissima, la difesa non riesce a rimettere in campo Carturan. Fortunato il kick-off in questa imprecisione dell'attacco veneto. Giulia prova a superare la difesa di Ghilardi senza successo. Di nuovo Borges in collaborazione con Ghilardi. Giocate importanti quelle ora del kick-off. Decide Bovo di rallentare e riposizionare le compagne. Cerca di muovere la difesa avversaria per trovare uno spiraglio, ma Giulia calcia via il pallone, ferma quello che poteva essere una pericolosa giocata. Si coordinano le ragazze in maglia bianca. Palla che danza pericolosamente tra tutte le giocatrici e si prende una decisione di tiro Pellegri. Palla che però vola alta rispetto alla porta avversaria. Cuba pressata in difesa da Borges, cerca di mantenere vivo il pallone, nulla di regolare secondo l'arbitro che lì a pochi centimetri vede lo svolgersi dell'azione. Ritorna in attacco il kick-off, davvero pochissimi ori secondi sul cronometro. Pericoloso il tempo per le ospiti e pericoloso anche per le padrone di casa che devono cercare di non perdere il pallone, di non essere superficiali. Ancora pallone che viene tenuto attivo sulla linea laterale, viene commesso un fallo, questa volta sanzionato da Borges. Il quarto per il kick-off e lo segnala con un gesto chiaro Cuba all'arbitro. Palla ripassata a Vanessa che sceglie il lancio lungo per Giulia, non viene ben recapitata il pallone. Le padrone di casa avevano la possibilità di colpire ma non sono riuscite nel loro intento. Ora ne è velocissima l'azione, palla sfortunata che non riesce a entrare in rete in questa azione. Cuba allontana qualsiasi pericolo. Non sono riuscita io stesso a commentarla, ma ci godiamo il replay di come questo pallone ha rimbalzato sulla linea laterale senza riuscire a trovare la rete. Un po' di sfortuna in questo momento per il kick-off, colpo di testa per il VIP che lascia 5 secondi per la formazione ospite con Getulio che serve un buon pallone, la palla viene allontanata e finisce così la partita. Triplice fischio, una partita intensa che ha regalato emozioni fino alla fine, emozioni che regalano lacrime e abbracci a tutta la formazione veneta. Applausi scroscianti dal pubblico che si alza in piedi per applaudire queste ragazze che non hanno mai mollato ma che hanno continuato a lottare nonostante mesi di sfortuna, nonostante partite che le hanno viste tornare a casa con importanti sconfitte. Riescono così a guadagnare 2 punti importanti in classifica. Le padrone di casa ci hanno provato fino alla fine e sono state premiate. Riescono così a interrompere il tanto acclamato periodo nero. Un grande applauso a tutte le giocatrici, anche al kick-off che si è battuto in
in questi 90 minuti con intensità. Un ringraziamento speciale anche da parte mia e ci rivediamo alla prossima partita di futsal. Grazie e buona domenica!